Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 25 del girone A di Serie C1 che vede scendere in campo i padroni di casa dell'Agragas contro il Palermo Futsal Club. Come diciamo sempre, cominciamo dalle statistiche, ma poi è chiaro che soltanto quella palla sferica, chiaramente, deciderà l'esito della sfida. L'Agragas al momento è incredibile, ma credo che anche alla vigilia chiunque insomma conosca questo campionato potesse immaginare uno storico, un andamento così, ed effettivamente era abbastanza pronosticabile e lo stanno rispettando alla grande gli uomini di mister Fecondo, che si ritrovano al primo posto, al primissimo posto in classifica con 67 punti, 11 su 11 vinte in casa. Insomma, ne hanno vinte tutte anche in trasferta, tranne una, la scorsa, un pareggio contro il Bonifato Alcamo, che si conferma essere l'unica squadra capace di levare punti all'Agragas, che per oggi torna qui dalle mura amiche e vorrà chiaramente tornare a vincere. Nel frattempo vediamo subito le due squadre con i rossonero in tenuta bianca oggi: Morrione, Chinnici, Nicchia, La Fiura e Gennaro, quindi il doppio attaccante subito mister Gentile. Insomma, questa è una notizia, perché non notizia, o meglio è un'impostazione abbastanza chiara, perché mister Gentile sta dicendo: io questa partita la voglio provare a vincere, non mi interessa che sono le piedi della classe, io sono qui per giocarmela. Quando metti sia La Fiura che Gennaro insieme, insomma, sono queste le motivazioni. Intanto la Toto vediamo sicuramente con la 10 colore, con la 9 Sironi, con la maglia numero 4 di Gangi, in porta Castiglione. Intanto inizia anche la partita e ce ne manca uno, che è Mosca. Quindi questo è il quintetto. Oggi abbiamo anche, vi faccio vedere il cronometro, lo vediamo ben noto, quindi insomma lo potete vedere voi benissimo, ma anche noi chiaramente vi daremo contezza di continuo del tempo rimanente. Intanto Di Gangi, panchina per capitano Cillari, palla al centro Sirone da pivot, classico lavoro da boa. Mosca lascia lì il pallone, Di Gangi centralmente, Sirone, Gennaro va a seguire il suo avversario ma era leggermente in ritardo. Mosca, colore, sbaglia il passaggio, Chinnici va a intercettare, poi Di Gangi, break da parte dell'Agragas, Chinnici ancora, arriva anche La Fiura, però la palla è ancora verde con Benito Sirone che avanza. Colore, c'è l'inserimento ancora dell'attaccante, se lo sta marcando Gennaro, sfida tra pivot, Sirone va giù, non c'è nulla, poi si scontra con Chinnici, tutto fortuito. Castiglione, avanza il portiere che ha fatto anche diversi gol in questo campionato, uno che sa fare molto bene qui. Dopo intanto Colore con Morrione che blocca e quasi ripensa anche a una conclusione. Gennaro fa da pivot quel lavoro lì, poi il taglio di Nicchia, era una bella palla. Mosca, Colore, uno, due, Mosca scappa alle spalle di Gennaro, poi Sirone, Chinnici forse la tocca, forse no, riparte il Palermo con Ale Nicchia, vede Gennaro, brutta palla. Il Palermo qua ha sprecato un possibile contropiede, però la ragazza lo stava per fare subito con la classica palla in mezzo per il solito Sirone, che dentro l'area di rigore è letale, attaccante fortissimo. Però qui c'è stato anche un errore difensivo, perché Gennaro non si era seguito l'inserimento. Di Gangi, Colore, si va a vedere Sirone indietro, infatti prende il pallone adesso, Chinnici lo guarda tra gli occhi, poi lascia Colore, lo segue lui. Mosca, lo spazio, finta su Nicchia, vuole il mancino, poi Colore, Nicchia un po' lo spintone arrischiando. Conosciamo anche il trio arbitrale, non ve li abbiamo presentati: il signor Luciano Antonio Fabio di Caltanissetta, poi il signor Francesco Campione di Enna e come crono Luigi Provenzano di Agrigento. Questo è il trio arbitrale che oggi ci tiene compagnia in questi 40 minuti di tempo effettivo, ma come diciamo sempre non sono 40 minuti, lo sapete, sono di più. Chinnici, la palla rimane lì, poi c'è con dribbling e passa anche con un rimpallo. Chinnici per Gennaro, la controlla, Gennaro calcia, Castiglione si fa trovare subito pronto
ma il Palermo sta facendo capire che non è qui per passarsi il tempo, non è qui per passarsi il classico sabato pomeriggio, ma è qui per cercare dei punti. Perché è vero che il Palermo viene a 3 risultati consecutivi, è vero che ha vinto contro il Giudecca, ha pareggiato contro Pioppo e contro la Merlo. Oggi è una partita veramente proibitivissima, probabilmente per i punti. Però Mister Gentile non vuole lasciare nulla al caso, se la vuole giocare, poi si può anche perdere. Ha tocca 15 al volo, non la tocca a Gennaro, ma non per molto. Dicevamo, Mister Gentile se la vuole giocare, secondo me. Ed effettivamente i cambi, o meglio i cambi, il quintetto iniziale non fa altro che confermare questa tesi, ovvero Mister Gentile è qui per giocarsela, non è qui per passarsi l'oretta e mezza, per intenderci. Nel tempo sbaglia in impostazione di Gangi ed è quindi rimessa dal fondo con Giovanni Morrione che subito rimette il pallone in gioco dalle parti di Nicchia. Guarda Chinnici, Sirone intercetta, sempre un gran lavoro anche in zona difensiva, Colore fa un bel aggancio, lo insegue Gennaro, poi Mosca di prima con l'esterno di Gangi. Avanza Mosca. Sirone. È bello che il controllo di Gennaro deve fare rubato. Gennaro ci ha provato con l'esterno, è pericolosissimo. Campione Gennaro. Per lui una grande stagione in termini realizzativi, 12 partite, 14 gol e 3 assist in campionato. Insomma, un bottino niente male per uno che purtroppo ha tanti, troppi infortuni. Ma quando sta bene, quando è convocato, insomma, riesce sempre a fare tanto bene. Intanto Mosca c'è giù, Sirone si continua, Di Gangi, contropiede contro Chinnici, si autolancia, Di Gangi, Chinnici. Anche per lui grande stagione. 20 partite in campionato, 7 gol e 10 assist. Castiglione avanza, palla in verticale bellissima per Di Gangi, Morrione, poi Sirone, Morrione ancora con la faccia addirittura e Chinnici allontana. Primo pericolo reale per la difesa del Palermo e lo ha fatto vedere la Creas con un inizio di azione classica con Castiglione che esce dai pali, ma è una soluzione che Mister Gentile sicuramente avrà pensato in settimana, perché se vi ricordate l'andata 4-2 con un gol arrivato negli ultimi 15-20 secondi circa da parte dell'Agracas che ha sigillato quindi la partita, vedo proprio dal portiere tanto Mosca, fa una gran giocata, attacco per Colore, c'è Di Gangi, fa un blocco, Sirone si ritorna proprio da Mosca, bella finta, la qualità di Mosca, attacco, lascia lì la palla Di Gangi, Colore, esce anche la Fiura, poi Colore, insomma si scambiano la palla in maniera impressionante questi giocatori che stanno strameritando di essere primi in classifica e credo che tutte le squadre di questo campo lo sappiano. È brutta palla quindi Di Gangi, la Fiura che manca il gol da un po'. Chinnici rientra, cerca il mancino, Sirone si oppone e poi Mosca sempre tanto elegante, avanza, Mosca allarga il gioco, Sirone rallenta un po' e poi va da Colore. Oggi manca Toledo che è uno dei titolarissimi, intanto Sirone non ci arriva per pochissimo, poi Nicchia vuole autolanciarsi, Nicchia in mezzo a due, Nicchia, Sirone, perfetto. Poi è pronto Granata, così come Cillari, che potrebbero essere per i cambi per Mister Secondo. Pronto anche Fabio Lucchese, forse per la Fiura. Chinnici, Gennaro, spalle alla porta, attacco dietro per Chinnici. Non si riesce a ridargliela, non ci riesce, non vuole forzare troppo la giocata Chinnici. Poi la alza sempre da Gennaro, che la tiene in campo, la tocca Mosca, ma non basta per guadagnare un possesso. Mosca lo insegue Nicchia. C'è Colore, Nicchia va subito a chiudere in difesa, è migliorato tantissimo in difesa il giovane classe 2005. L'ultima partita ha un po' faticato a trovare la rete, ma ha fatto veramente tanto bene in fase difensiva, evitando un blocco, fallo su Nicchia infatti. E poi fuori Gennaro, dentro Lucchese, quindi la Fiora andrà a fare il pivot. E invece Lucchese, che è uno dei giocatori più in forma al momento, va a giocare da laterale. E poi dentro anche Granata al posto di Sirone. Per Cillari bisogna aspettare un pizzico, mi sa, però è pronto. Chinnici con la coscia di Colore, poi Lucchese fermato subito Di Gangi,
Poi Granata con la Fiora che fa sentire i muscoli. E poi Mosca chiama 5 come il suo numero di maglia, chiaramente per un'uscita, anzi una fase di impostazione. Castiglione, centrale di Gangi, Castiglione la controlla, palla nuovamente per Mosca, può calciare, fa tutto solo Mosca, e non sbaglia, escono perfettamente dalla fase di pressing, le vantaggio ragazzi. Ed è 1-0, è durato circa 6 minuti e mezzo la parità. Palermo stava giocando una buonissima partita, sfrutta anche il gol in 2 occasioni, ma poi la ragazza è venuta fuori con tutta la sua qualità. Nel frattempo dentro Cillari, fuori Mosca, l'autore del gol di Gangi. Alla centrale, Granata, Lucchese la tocca, la sporca, poi Chinnici in mezzo a 2 prende un calcio. Poi Lucchese batte subito per la Fiora, la calcia, Castiglione, fatto bene qui immediatamente Lucchese a servire il capitano che ha provato di intenzione, insomma era un po' complicato lì. Poi Chinnici cerca la conclusione col mancino, tiro non bellissimo. Di Gangi, Cillari, Colore, Di Gangi fronteggia Lucchese, lo va anche a seguire immediatamente Granata, vince la marcatura di Nicchia, Granata ancora Chinnici con la coscia, così beffa Morrione, palla fuori non di molto in realtà. Tutta forte in mezzo, Lucchese deve ripartire il Palermo, c'è la Fiura in mezzo a 3, Lucchese si ferma, perde anche la palla, era un po' complicato fare tutto solo qui. Granata se ne va bene, poi col tacco Cillari fermato da Nicchia, adesso Lucchese è un 3 contro 3, Lucchese cerca la Fiura, Nicchia, Chinnici, Palermo sta giocando una buona gara, ma oggi è veramente tanto complicata. Lucchese a centrale da Fiura, non si intendono però i due. Di Gangi, Colore, e poi Castiglione dice qualcosa al compagno. Cillari parla sul capitano numero 27, giovane ma con grande esperienza. Granata, anche lui molto giovane. Cillari di ritorno sempre verso Thomas Granata, e poi la Fiora viene caricato dal pubblico rosanero, che comunque è venuto abbastanza numeri importanti. Da Palermo ad Agrigento non è una trasferta facile, ma i tifosi del Palermo Futsal non abbandonano mai la squadra. Intanto Cillari viene chiuso da Chinnici e Lucchese, ha calciato praticamente a botta sicura qui il 27. Nel fischio, Cillari dietro da Castiglione, cerca la palla sul cedere, era giusta secondo me, forse il capitano non aveva capito che lì c'era una prateria tutta libera, allora doveva attaccarla, perché Castiglione l'aveva messo praticamente in porta. Se solo lui avesse fatto quel tipo di movimento lì. Sento intanto Iacolino con la 22 al posto di Gangi. Vediamo chi farà il centrale, credo Colore. Castiglione, Colore,
attenzione, centrale, Cillari, c'è tutto solo Iacolino, prende il pallone adesso, ecco di ritorno, poi Cillari, e Morrione, Lucchese allontana. Castiglione avanza ancora, il portiere numero 30, Iacolino col tacco, magia per Colore, e la palla esce veramente di pochissimo. Se avesse preso la porta probabilmente Morone non avrebbe potuto fare veramente nulla. È pronto Gennaro, credo al posto di La Fiura. La Fiura nicchia, poi Lucchese velocizza, perde il pallone, La Fiura un tiro praticamente verso Nicchia che comunque controlla la palla. Chinnici sempre col mancino, poi Lucchese in mezzo a due, riesce a scaricare sulla Fiura. Di prima Chinnici, c'è lo scatto di Lucchese, Cillari con la tibia, poi cerca di rubare il pallone, fa fallo. Poi fuori Nicchia, mi sa, Nicchia per Gennaro. Buon inizio di gara per Nicchia comunque. Giocatore giovane ma di gran qualità. Intanto Colore, poi Morrione fa una gran parata, però Colore ha una velocità di esecuzione che è impressionante. Però secondo me questo è il calcio d'angolo, secondo me, perché mi è sembrato abbastanza evidente il tocco di Morrione, però nemmeno ha protestato tanto l'Agragas, quindi forse non l'ha toccata. Chinnici, che la tocca invece Granata. Infatti il centrale lo fa Colore dopo l'uscita di Vigangi. Colore scarica e si inserisce di ritorno, lo insegue Gennaro, si ferma, serzata Lucchese, pronto sempre a dare una mano. Poi Cillari alza le braccia quasi a chiamare uno schema. C'è dietro Colore, infatti la palla è su di lui, la controlla quando mancano 9:40. Castiglione se calcia, va centralmente, tiene lontano Chinnici, poi Lucchese riesce a contrastare, La Fiura l'ultimo tocco di Iacolino. Al tempo non si riscalda nessun altro in panchina rosanero. Poi Gennaro al volo, o meglio, di prima. Tempo oggi, come sempre, tanti assenti in casa Palermo, su John ad esempio. Anche Lowati squalificato e Lorenzo Lopez infortunato. Ormai insomma è una costante per il Palermo, non è mai stato realmente al completo, manca anche Di Chiara, manca anche Fiorentino, insomma, manca pure Raccampo, i gemelli Alario, insomma, mancano tanti. Intanto fa tutto solo Granata, che secondo me da lì doveva calciare lo spazio per poterlo fare. Nel frattempo il pallone è andato perduto, diciamo. No, ha asciugato un po' il campo, forse un po' scivoloso. Chinnici, Lucchese contro Cillari. La Fiura, il tocco, deviazione, Gennaro fa sportellate con tutti, poi viene fermato da Colore. Chinnici lascia a Morrione. Chinnici, dribbling su Granata, viene steso. Ed è terzo fallo da parte dell'Agragas. Palermo deve cercare secondo me di conquistarne quanto più possibile. Intanto si riscalda Mallia, che sarebbe al suo esordio stagionale in maglia Palermo, arrivato le ultime settimane. Intanto Gennaro con Colore, come sempre gran lavoro di fisico. Gennaro in mezzo a due, poi perde anche il pallone, quasi aggancia Cillari, Cillari va sul destro, nel suo piede si ferma, infatti poi Lucchese lo contrasta, Cillari ancora, e quell'ultimo tocco è bianco. E quindi calcio d'angolo con lo stesso Cillari che si va a prendere il pallone.
Anzi, non è calcio d'angolo, bensì rimessa laterale, poi Colore finta di calciare, va sul mancino, Gennaro intercetta, poi nuovamente Cillari, Iacolino di ritorno, Colore sul sinistro, e poi ancora Iacolino, c'è Cillari largo, inserimento di Granata, poi ci ripensa, di prima ancora Cillari, Colore, cambia su Cillari, sul mancino Lucchese, chiude, poi Gennaro, può ripartire il Palermo, tiene lontani ben due avversari, Gennaro forse vuole un fallo, riesce quasi a trovare una deviazione, poi perde la palla ancora, Granata per Colore e Morrione, secondo errore consecutivo per Gennaro che si va un po' a chiudere tra due maglie, nel frattempo fuori la Fiora, dentro Mallia, questo è il cambio, mi ha sentito il mister chiamare questo cambio, tanto fuori anche Colore, dentro Ruvio, per la prima volta esce tra l'altro Colore, Ruvio, Castiglione, va centrale, castigaggiata, Granata, poi Cillari, Morrione ringrazia e fa subito ripartire i suoi con Ruvio, palle fuori, e poi c'è un problema per Ruvio, problema muscolare perché si sta toccando, credo il vasto laterale, mi è sembrato, è molto dolorante, credo che qui allora forse sta rientrando Mosca, no, non è il vasto laterale, bensì il bicipite femorale, c'è gli applausi, il 20, è durata veramente pochissimo la sua partita, questo chiaramente dispiace, era appena entrato, entra Di Gangi con la Fiora che le si il pallone chiaramente con la sportività. Molto dolorante, è uscito fuori. Potevo Mosca stava parlando con Cillari che era vicino a lui. Di ritorno Di Gangi, Gennaro tocca, è pronto Mallia intanto. Cillari col sinistro, Gennaro intercetta, poi la Fiora controlla la palla in mezzo a due, poi falla su Lucchese che la ruba Di Gangi, poi il tunnel su Iacolino, Lucchese riesce punto a passarla, ma il campo è terminato, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Lucchese secondo me, e infatti Lucchese chiedeva un tocco in maglia verde, ma insomma anche da qui sembrava essere stato lui l'ultimo a toccarlo. Di Gangi rientra, Lucchese ruba il pallone, può ripartire il Palermo, la Fiora, Chinnici, la Fiora ancora, palla che passa, Lucchese la va a prendere, Lucchese in mezzo a due, Lucchese va giù e fallo dello stesso Lucchese con Di mano. E terzo fallo Palermo, un po' ingenuo qui Lucchese, ma cercava un fallo lui, l'ha fatto però. Cillari, Iacolino, Cillari ancora, poi Castiglione, quando la Greca si attacca in 5 è veramente pericolosissima, Granata di prima, gran giocata, Cillari, Morrione, super, e poi Chinici si concede anche un piccolo dribbling, rischiosissimo come sempre, poi qui infatti sbaglia tutto, Granata, e poi Chinici salva tutto sulla linea, voleva un fallo precedente, e poi fuori Iacolino dentro Mosca, pagata col tacco duro, tocca la Fiora per Mallia, va fuori il laterale, Chinnici, Gennaro col petto, non lo sposta, Gennaro, il Castiglione, e la palla entra in porta, ma che gol ha fatto Gabriele Gennaro, questo è un gol meraviglioso, 1-1, questo è un gol da fare vedere a tutti i pivot secondo me, perché mette giù la palla di petto, ne porta a spasso un difensore che non riesce mai a levargli quella palla, perché quando Gennaro si mette col fisico è veramente dura poterlo fare, e calcia immediatamente verso la porta, Castiglione poteva fare secondo me molto di più però. Poi il cuore verso la telecamera, chiaramente rivolto alla fidanzata Giorgia che ci sta seguendo, almeno crediamo, penso di sì. Chinnici, Gennaro, mezza a due Gennaro, cerca una
Giocata molto complicata, poi Mosca, la tiene ancora Mosca, apertura proprio da Granata che in precedenza ha avuto l'occasione per segnare, ma si è trovato un super Chinnici davanti. Cillari, Mosca, autore del gol, del primo gol che ha sbloccato la partita, poi salta Gennaro che si autoaccusa, dice sì, ho fatto fallo. Morrione chiama un altro in barriera. E il Palermo se la sta giocando veramente a viso aperto. Mancano 4 e 57 minuti. Comunque vada la partita, credo che Mister Gentile possa essere contento della prestazione. Mosca, schema per Cillari, troppo solo per lasciato lì, pronto a calciare. Secondo me doveva essere marcato un po' meglio. Chinnici intanto fronteggia Granata, si va da Lucchese, c'è Gennaro, 1-2, non lo chiude, poteva farlo secondo me. Poi Chinnici per Gennaro che si è preso un po' troppo. Infatti anche lo stesso Gennaro dice non mi dare questi palloni così. Intanto viene chiamato un time out dalla formazione di casa, chiaramente, che era in possesso della sfera, quando mancano 4,42, il risultato è di 1-1, che bella partita comunque. Approfittiamo anche noi per un piccolo break. Era veramente molto bella, molto divertente, non tanti tiri né da un lato né dall'altro in realtà, però spero che si stanno giocando qui a viso aperto. Mister Gentile sta parlando con tutti quanti. Questo ci sarà l'ingresso anche per chi ancora non è subentrato, quindi ad esempio Meli, Butera, Natoli, ma anche San Martino, tutti under tra l'altro. Adesso andrà Mosca con Castiglione vicino a lui, se replicheranno quello che è stato il gol precedente, e credo di sì. Cillari, Castiglione, quando la Caracas gioca con il quinto fa sempre tanta pura Granata, apertura, va giù, ma calcio a Gangi, Morrione se la ritrova lì come una bella parata, nel frattempo però c'è un giocatore a terra che ci sono delle proteste dalla panchina, però non abbiamo capito cosa ci sia stato. Sia stato Cillari. Poi Mosca gli dà il pallone a Chinnici. Mallia, primi palloni toccati in maglia Palermo. Chinnici prende posizione lo stesso numero 7, ma là è fuori, direttamente stoppata con le mani da Sirone. Intanto dentro il colore per Cillari. Di Gangi e poi colore. Mosca. Si è quasi riformato il quintetto iniziale perché manca solo Sirone, c'è Granata al suo posto. È alzato al momento Sirone, non so se entrerà da qui alla fine del primo tempo. Mosca centrale, Granata, gran lavoro ancora una volta, Mosca viene fermato dal 2 difensivo rosanero, poi colore, si gira Mallia che poi contrasta, poi si scambia la posizione con Fabio Lucchese che gli dice vai dall'altra parte, intanto si riscalda Meli e poi nel frattempo è giù Chinnici, sta toccando il ginocchio, questa non è una buona notizia per il Palermo. È dolorante Chinnici, cioè volevo che sia tutto ok perché Chinnici è quel giocatore che veramente, non me ne vogliono gli altri, ma non può mai mancare a questa squadra.
perché è il cervello, il cuore, insomma, chiamatelo come volete, ma Chinnici è un giocatore troppo importante per il Palermo, va al momento fuori, ma credo possa rientrare, sta zoppicando, vediamo se entra, non era Meli, ma era Butera, vi chiedo scusa. Qualche momento di pausa per Chinnici che sta corricchiando un po' sul posto, poi calcio subito forte in mezzo. E Butera immediatamente entra in partita andando a toccare quella palla, anticipando Morrione, anticipando soprattutto Granata sul tocco fortissimo di Colore. Nel frattempo si sta ancora toccando, sembra la zona poplitea, sembra. Quando mancano 3:42, Mosca, attacco, dietro per Colore, Butera ancora, poi nuovamente Morrione, Granata. Insomma, ragazzi, quando attacca fa paura comunque. Mallia. Butera va a lungo, generano un tocco. Castiglione. Colore da fuori. Morrione. Centrale, fortissimo calcio d'angolo. E poi vediamo forse uno schema, vediamo. A tempo che Chinnici sembra stare bene, anche se sta ancora toccando quella parte. Mosca per Colore fortissimo, Butera cerca anche una conclusione, si chiede un tocco con il braccio, ma era abbastanza evidente che fosse attaccata al corpo. Poi Butera è scivolata, bella qui la sua chiusura, è entrato bene. Castiglione. Colore, adesso sta soffrendo il Palermo, deve attaccare ora il Lacragas con Di Gangi, Colore, adesso Castiglione. Colore ancora, bella palla, la tocca, poi Butera, va forse spazzare la palla che rimane lì, e poi sulla linea, e poi Morrione va a prendere e mette tutti d'accordo soprattutto. Voleva forse un fallo, e poi atterra Butera. Intanto Chinnici è pronto a rientrare in campo per Lucchese. Quindi Butera in campo. Chinnici è dolorante, però avete visto in faccia. Dentro Sirone per Granata, adesso sì che si è rifatto il quintetto iniziale dell'Agragas. Mallia si avvicina alla panchina, ma non c'è cambio. Butera si complica la vita in mezzo a due, viene fermato subito Colore, avanza, strattato un po' da Gennaro, palla che va dietro Di Gangi ed è fallo. Qui però Butera non deve fare queste giocate perché per una sua giocata solitaria, insomma, ha fatto prendere il quinto fallo quando mancano 2 minuti. La ragazza è una squadra molto esperta, sa come prendersi un altro fallo. È entrato bene Butera, però qui un errore l'ha fatto. A parte concedere comunque un calcio di punizione, comunque una zona molto importante. C'è Colore, cerca uno schema per la conclusione di Sirone, Morrione allontana, poi Chinnici e Butera nega anche il corner. Colore, Mosca, appoggio alle parti di Gangi, prestato da Mallia. Colore, sovrapposizione da parte di Mosca, Gennaro non lo guarda ed è tutto solo da quella parte, lo fa infatti questo passaggio. Colore, Mosca, finta e controfinta, imprendibile oggi, poi Colore del suo sinistro sceglie di andare sul mancino ancora una volta, Chinnici non lo vuole fare calciare, poi Colore ancora, Butera, mamma mia, la capacità, anzi la velocità di esecuzione di questo ragazzo è impressionante. Intanto Mallia si lamenta la panchina, poi Gennaro va giù, scontro con Sirone. Manca 1:24, fuori Mallia, dentro la Fiura, buon ingresso comunque di Mallia. Tanto Gennaro si è rialzato. Castiglione.
C'è tutto solo Mosca, ricevuto il pallone adesso da Di Gangi. Allora in campo Castiglione se calcia, Colore, tutto su Mosca, bella finta, Gennaro bravo qui a contrastare, non trova il pallone ma comunque rallenta un po'. Castiglione, Colore, c'è Castiglione tutto solo, quando mancano 50 secondi, Mosca, Castiglione ancora, potrebbe anche cercare la porta, Sirone, poi Chinnici cerca addirittura il tiro. Era chiaramente un tentativo di allontanare la palla, non era un tiro quello di Chinnici. Quando mancano 40 secondi, Colore, poi la palla va fuori, ma ancora una volta è impressionante questo giocatore. Mancano 35 secondi del calcio d'angolo. Sembrava almeno da qui che l'avesse toccata Sirone, che era in quella direzione, però insomma a quanto pare no. Mancano 35. Dietro da Colore che calcia ancora fortissimo, Morrione la blocca, poi Sirone si mette davanti, cerca di rinviare da Gennaro che prova un aggancio complicatissimo, poi si arrabbia un po' con se stesso, ma poteva fare veramente poco Gennaro qui. Gran partita comunque dell'attaccante. Colore, mancano 20 secondi, Castiglione ancora una volta si va dietro Gennaro, sempre Gennaro a dare fastidio, poi si mette davanti, dovrebbe anche levarsi, se no sarebbe una facile ammonizione e la Fiore infatti lo va a spostare subito. Mancano 15 secondi, Castiglione, Colore, finta sempre col mancino e questa volta trova sì la direzione giusta. 2-1 Adina. Poi per gli ultimi 12 secondi mister Gentile si sta giocando il quinto con Nicchia a posto di Morrione, scelta corretta secondo me. Chinnici, Butera sbaglia tutto perché Di Gangi fa ancora peggio secondo me qui. Mancano 4 secondi, se calcerà il Palermo. La Fiora cerca la porta, allontano, poi Sirone, la Fiora, Sirone ancora, ma il tempo è finito. E poi finisce il primo tempo 2-1 risolto. Che bella partita comunque oggi, questo pomeriggio. Noi intanto come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché qui il secondo tempo della sfida, a dopo. Sfida delicata, autentico scontro per la sopravvivenza è quello che si gioca allo stadio Bruccoleri di Favara tra il Castrum Favara di mister Infantino e la CR Messina di Vincenzo Feola. 26esima giornata, ne mancheranno altre 8 prima della fine di una stagione fin qui avara di soddisfazioni per i padroni di casa, mentre va all'inseguimento la compagine ospite. Andiamo col film della partita a cura come di consueto di Giuseppe Montalbano col primo tentativo col colpo di testa di Trasciani bloccato da Di Silvestro. Dall'altra parte calcio di punizione reclamato dal Castrum Favara per questa trattenuta evidente ai danni di Varela, non fischiata dal direttore di gara il signor Paccagnella di Bologna. Poi dall'altra parte la bomba di Touré che va a sbloccare il risultato, un'autentica saetta che bacia la faccia interna della traversa e poi si va ad insaccare alle spalle dell'incolpevole Di Silvestro. Vantaggio per il Messina con Touré che trova una perla di assoluta bellezza. Prova a rispondere il Castrum Favara qui con il colpo di testa un po' sporco da parte di Capitan Varela con la sfera che si perde a fondocampo. Poi calcio di punizione da parte di Piazza, si deve esaltare Giardino per mettere la palla sopra la traversa e poi in calcio d'angolo dal quale arriva un altro tentativo, questa volta con il colpo di testa di Demin che si perde fuori. Con le immagini passiamo alla ripresa con il primo attacco da parte del Castrum Favara con Lomolino che mette in mezzo il pallone, colpo di testa di Varela con la palla bloccata senza grossi problemi da Giardino. Poi seguiranno una serie di tentativi dalla distanza abbastanza velleitari da parte della formazione
guidata da Infantino con altre parate da parte di Giardino. Poi questo tentativo dalla distanza da parte di Piazza con la sfera che si perde fuori, poi altro colpo di testa ancora del numero 10 del classe 2002 con la sfera che si perde a fondo campo. Tanta tensione, in effetti ci si gioca tanto al Broccoleri in questo pomeriggio, alla fine ne fanno le spese un dirigente del Castrum Favara e Mister Feola, entrambi ammoniti dal signor Paccagnella. Poi c'è questa azione, c'è questa trattenuta all'interno dell'area di rigore di De Caro ai danni di Varela. L'arbitro non ha dubbi, è calcio di rigore, siamo al 95esimo minuto, tutta la pressione sui piedi di Nacho Varela che prende la rincorsa, guarda la porta e spiazza Giardino per il gol che vale il pareggio, per il gol che vale l'1-1, l'esultanza rabbiosa sotto la curva nord da parte del capitano del Castrum Favara, che evita una sconfitta che avrebbe avuto il sapore della condanna forse definitiva per il Castrum Favara, che pareggia contro la CR Messina e poi va sotto la curva nord per andare a sentire il parere dei tifosi. Da Sportisile è tutto, alla prossima. La gente di Cammarata con la birra in mano e la montagna nel cuore per applaudire i propri beniamini che oggi giocheranno contro una Folgore Castelvetrano alla ricerca di punti importanti per quantomeno giocarsi la salvezza agli spareggi in retrocessione. Un saluto qui da Gabriele Rivetta, benvenuti dal video di Marco di Cammarata. Oggi Camarat contro Folgore Castelvetrano. Occhio proprio al tiro provato dal numero 18 D'Amato, che ha già bloccato la gara, un fulmine della Folgore. Il Camarat, il gol della Folgore. Ora occhio a Pane che entra in aria a rimorchio, Marchica murato sulla linea, chiama palla Pisciotta che va a sinistra a giro, può andare Pane, pallone che passa a Pierce, bloccato da Vianzon, calcio d'angolo. Bloccato Marchica, prova a mettere questo cross al centro, in realtà diventa un tiro e si deve impegnare Castiglione. Pane prova lui col destro, 90 secondi di Amato, ancora Pane, allora di Marchica! Va Pisciotta stavolta, ma il risultato non cambia, palla fuori. C'è questo calcio d'angolo già battuto, Pane mette il pallone di nuovo al centro, Castiglione con un riflesso incredibile evita il 2-1 che vede Baio, cross al centro troppo lungo, può però avventarsi nuovamente Guerrero Ferreira che si fa fare fallo, anticipa il suo avversario e conquista calcio di rigore. Può andare Pierce, non sbaglia! Pierce, adesso occhio, questo pallone buono in aria, Castiglione fa una grandissima parata, si è infilato perfettamente Marchica. Oh, qua nel frattempo occhio perché ha perso il pallone, centrocampo del Camarat e poi traversa piena colpita da Diallo. Baio, Pisciotta, Pane mette al centro, Pane, Castiglione non si fida della presa e arriva il palo appena di Marchica che poi non riesce a girare, incredibile, carambola impazzita nell'area di rigore della Folgore. Pane va direttamente in porta, Castiglione volo pittarico e la toglie dalla rete. C'è sempre Pisciotta, pallone per Mirabelli che scarica il destro, rimane in aria il pallone e c'è il 3-1, annullato il gol per posizione di fuorigioco. Come gioca bene il Camarat sulla tre quarti, ancora Guerrero, prova ad andare, cross al centro, Marchica scavalcato ma può tornare sulla sfera. Pierce prova a coordinarsi, stoppa per Ledesma, Castiglione ancora e poi Marchica era in fuorigioco. Pisciotta, sempre lui, Pisciotta ancora, la giocata per Pane, Janson diventa portiere e un po' spegnendosi come tutto l'attacco rossonero. Qua rilancio per Pierce, otto controllo, Pierce va con lo scavalco, Nacho Pierce, tanta confusione, esce il Camarat, ancora
con Guerrero, il tacco al centro, Marchino colpisce male Pierce, palo gol! Palo gol ancora Nacho Pierce! E Pamiano a vuoto, occhio perché c'è D'Amato in aria, D'Amato trova il tiro, Banfi! Nel frattempo occhio perché il pallone è passato, ancora Camarat con il sinistro strozzato, scende, perde palla e può andare a porta libera, Marchica che mette al centro, per Pisciotta non arriva per poco, c'è Crescente più lontano, pallone che arriva proprio nel gruppone e c'è la rete di Lippo, Palma Olimpica, va lontano, non perfetto, e Pane poi, Pisciotta, tutto buono, Pisciotta! Siamo tornati live intanto per il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Caracas e Palermo Futsal Club. 2-1 il risultato, vi mostriamo chiaramente il nostro meraviglioso scoreboard. Una gara molto molto divertente che sta vedendo la capolista al momento si vincere, ma con tanta fatica al momento con il Palermo. Vediamo subito i due quintetti: Castiglione, Granata, Colore, Cillari e Di Gangi, Gennaro, La Fiora, Chinnici, Butera e Morrione. Queste sono le scelte dei due tecnici, quindi rimane in campo Butera. Poi bello l'aggancio da parte del signor Fabio di Caltanissetta, che poi se la ride un po', avrà detto sicuramente qualcosa le persone là vicino, perché Cirafici era abbastanza divertito, forse dal commento di questo direttore di gara, uno dei migliori secondo me in categoria. Fischietto molto molto importante, così come quello del signor Francesco Campione di Enna. E si ritorna in campo dunque Granata e adesso Cillari dopo il tocco di Di Gangi. Poco centrale, la controlla Granata, va subito a sportellare con Butera, Di Gangi, Granata, tocca lì il pallone, Di Gangi, tocco centrale, Granata spara alla porta come sempre per questo gran lavoro. Colore, cerca un tocco centrale, Granata ancora, Colore che inicia col polpaccio, poi Colore ancora cerca di saltare la muraglia difensiva bianca oggi del Palermo. Poi Colore aggancia la Fiore, fallo. E poi chiamano uno schema chiamato Palermo, sicuramente, perché ben udibile. Vediamo com'è questo schema. Cillari per Colore, stavolta non va benissimo. E poi Morrione lascia Butera, la Fiura alza la sfera, Gennaro la controlla meravigliosamente, poi vuole passare con Di Ganci, non c'è fallo, Cillari, la Fiora contrasta, Gennaro ancora potrebbe anche calciare, Gennaro e ci ha provato con forza, ha fatto bene a provarlo, prende forse un po' troppo con l'esterno secondo me Gabriele Gennaro. Di Gangi, Butera intercetta, Chinnici la tocca, poi la Fiora pensa un attimo alla conclusione, poi ci ripensa, poi regala il pallone a Colore che ringrazia la sovrapposizione di Cillari che calcia non benissimo. Chinnici prende il tempo a Colore che poi però gli ruba il pallone col fisico, arriva la Fiura, contrastare Cillari, Granata per Cillari che lo fa bellissimo, ma è meraviglioso l'assist di Granata.
Gennaro per Butera. Chinnici, centrale, Gennaro aggancia sempre la palla. Mamma mia, che qualità di Gennaro. Chinnici per Butera, che va col fisico, non deve fare fallo però. Castiglione, la Fiura va a contrasto, perché è costretto a gettare la palla fuori, perché la pressione è feroce del capitano rosanero. Poi Chinnici, tossa a Butera, dice ancora, tocco dentro, Gennaro vuole girarsi, non si appoggia, lo fa adesso per Butera, addosso a Butera ancora, poi cerca di agganciare Colore che si è fermato ed è anche giallo. Secondo me Colore poteva però partire, perché ma comunque una prateria davanti, insomma, forse era un po' stanco. Subito due falli da parte del Palermo, uno di La Fiora, l'altro di Butera. Cillari. Di Gangi. Granata, senza c'è sempre il 4. Cillari va proprio da Di Gangi, palla di ritorno su Cillari per poi finta, la prende Colore, Granata. Bella palla, perfetta verso Colore, chiude tutto Chinnici, poi la Fiura. Chinnici alza, Butera, l'aggancio, va giù con Di Gangi, fallo. E forse potrebbe esserci anche cartellino secondo me, perché comunque però non viene dato. Secondo me ci stava il cartellino giallo. Graziato Di Gangi, ma ripeto, per me qui il giallo ci stava tutto, visto che Butera comunque stava attaccando la porta. Gennaro, ma anche la Fiora sul punto di battuta. Attenzione anche alla posizione di Chinnici. La Fiora per Chinnici in mezzo, Gennaro, un bello schema questo, dopo la caccia di prima. La Fiora, Gennaro di ritorno, chiude tutto, Cillari. La Fiora chiama uno schema. Si va dietro, si riparte poi con Cillari, Chinnici sporca tutto, Granata allarga il gioco, Colore vede qualcuno al secondo palo, poi ci ripensa e c'è dietro Di Gangi. Finta contro finta con Butera, porta un po' a spasso Di Gangi, Cillari sul sinistro, Colore, Chinnici intercetta, riparte il Palermo. Gennaro contrasta Cillari. La Fiura, Butera contro Colore, un po' stanco Butera adesso. Di Gangi mette dentro su Granata, infatti mi sa già dire ha guardato la panchina, è pronto Lucchese per Butera. Buona partita però di Butera comunque. Una buonissima prova per un ragazzo 2006 arrivato dall'Athletic Club. Gennaro, tocco dietro da Lucchese, bella palla sulla Fiura, chiuso da Colore, Lucchese ancora, bel pallone, la Fiura prova a calciare. Di Gangi, dove il tocco di Castiglione, c'è largo Colore così come Cillari, si va da capitano. Ecco Cillari, tocco su Di Gangi, palla incontro sulla suola, Colore. Poi
Granata cerca uno spiraglio, trova adesso Colore, si va dietro Di Gangi, nuovamente Cillari, punta Lucchese e si mette davanti con un gran lavoro difensivo, poi Gennaro l'aiuta, palla però rimane sempre lì, Granata ancora, che come Gennaro è molto simile nel modo di giocare. Cillari, la Fiura, forse c'è fallo, Di Gangi. Colore, tutto solo Cillari, mette dentro, Granata stava calciando solo verso la porta, chi dice che ha toccato quella palla, intanto continua l'assedio da parte dell'Agragas, il signor Fabio sta contando i secondi intanto. Colore, Cillari, la tocca Lucchese, va giù Cillari, non c'è nulla, Lucchese per la Fiura, Lucchese ancora, può calciare la finta, Lucchese addosso a Cillari, ha recuperato, poi si è messo davanti Granata, si riparte, Cillari ancora, Granata alla porta, Cillari, se l'è divorato il gol, ma se l'è divorato anche il Palermo prima. Chinnici, Castiglione capisce tutto, va a chiudere Lucchese, passaggio non perfetto, Cillari, palla fuori. Chinnici, la Fiura, Gennaro, Di Gangi, e qui secondo me poteva starci qualcosa, o da un lato o dall'altro, deciso invece di non fischiare nulla. Effettivamente entrambi si sono un po' trattenuti, effettivamente mi sa che la scelta è corretta. Granata sbaglia il passaggio, Lucchese può ripartire, viene fermato dal fisico di Granata. Colore, poi Cillari lascia lì a Castiglione che avanza, si ferma di botto praticamente. Colore, c'è tutto largo, Cillari anche solo, Castiglione alla centrale, bella gancio di Cillari, Morrione, e poi a due passi non sbaglia Granata, 4-1. Rientro in campo Mosca al posto di Di Gangi, cioè, Chinnici, magia su Lucchese, poi Castiglione parte solo, viene fermato da Gennaro che può cercare anche la porta, vediamo Gennaro in mezzo a due, viene fermato, poi Chinnici, Cillari, Gennaro ancora contro Mosca, lo salta nettamente, Gennaro, apertura per Lucchese, Castiglione, che parata. Gennaro gli ha fatto una palla bellissima quella Lucchese. Però Castiglione è un portiere che fa veramente tanto la differenza. La Fiura per Gennaro. Poi si riscalda Nicchia. Colore con Castiglione che prende posizione su un out di destra. Colore gioca un po' con il cronometro, mancano 12. C'è Castiglione tutto solo, infatti c'era il pallone adesso, 2 contro 1, va dietro, poi è ancora tutto solo Castiglione però. Mosca, c'è uno spiraglio lì, Granata, c'è in mezzo a Castiglione, con un dribbling lo ferma la Fiura, poi Mosca. Scendendo sul portatore di palla, Colore. Poi Castiglione c'è sul secondo palo, il compagno, vediamo se lo serve, lo fa adesso. Non la tocca nessuno, rimessa Palermo con Morrione
E la Fiora forse cerca pure la porta, poi Gennaro la controlla, era un tiro, Gennaro ancora, Gennaro! Non la inquadra. E poi dentro Nicchia, fuori Gennaro. Di ritorno per Colore Morrione. Cillari. Castiglione, tacco di Granata, Mosca ancora, Granata con la faccia Morrione, poi Cillari, Lucchese, Morrione ancora, la palla non vuole entrare in questa azione, e poi la Fiora quasi fa fallo su Granata, che la tira ancora lì, allarga, la Cillari, nicchia, poggia su Fabio Lucchese, punta, la Fiora cerca di allontanarsi la palla, forse è un po' stanco però il capitano del Palermo, poi Lucchese va a 1000, ruba ancora il pallone, Lucchese, l'ultimo tocco di Cillari, poi Chinnici. Nicchia, Lucchese di prima cerca la giocata, non funziona, Colore, poi Lucchese ancora a pressare a 1000, Granata, adesso Cillari, si riscalda Ruggero Meli intanto, Cillari al mancino per poterlo liberare, non lo prova, Castiglione si gioca con il quinto, Mosca, Cillari, Mosca ancora, Chinnici la tocca prima che potesse arrivare dalle parti di Castiglione, e poi forse time out sono chiamato, sì. Sempre 4-1 il risultato, mancano 10 minuti, ma Palermo credo che non abbia veramente nulla di cui rimproverarsi, sta facendo una partita ottima contro la prima della classe che non ha mai perso una partita in questo campionato, le ha vinte tutte tranne pareggiata una la scorsa contro il Bonifato Alcamo. Insomma, non è un caso, questo è abbastanza chiaro. Intanto dentro Meli per la Fiora con credo Nicchia che andrà a fare il pivot, forse è un 2-2. Secondo me Mister Gentile non può lamentarsi di nulla, anzi deve soltanto fare i complimenti ai propri ragazzi per una prestazione così contropiede della classe, giocando il primo tempo secondo me alla pari. Poi è chiaro, ai punti e nel risultato meglio l'Agragas, però insomma Palermo, ripeto, nulla da rimproverarsi. Meli sbaglia tutto, poi Mosca, Lucchese, il dribbling tentato con Iacolino, poi c'è un problema, sono entrambi molto doloranti. Po' di ghiaccio per Lucchese e Iacolino, tutto ok invece. Poi batti 5-3-2, bel gesto di sportività. Al momento sono 3 under per il Palermo Futsal Club, Lucchese, Meli e Nicchia. Lucchese deve uscire però.
con Chinnici e Nicchia che ridaranno il pallone. Ecco in campo anche Natoli intanto, che fa il suo esordio quindi in maglia Palermo per quanto riguarda la prima squadra. Bella testato di stima per il giovane 2007, che lui è arrivato dall'Atletico come Butera. Intanto di prima cerca il pallone, colore, poi Chinnici giganteggia come sempre, c'è tutto solo Natoli, c'è il pallone, che palla di Chinnici comunque. Avanza il 22, Natoli si ferma, molto tecnico, poi va dietro da Chinnici. Nicchia, finta di andare sull'interno ma sul fondo, Nicchia! Non c'è nulla, non c'è fallo, Natoli si è inserito anche bene dall'altra parte. Non so Lucchese rientrerà in campo, no, perché si è seduto in panchina, quindi mister Gentile ha comunque preferito schierare Natoli. Granata, palla di ritorno per Iacolino, Meli! Fa fallo però, io dubbi ce li ho che questo possa non essere fallo secondo me. Infatti la panchina del Parma è molto arrabbiata, però secondo me non è fallo. Poi chiaramente le rivediamo le immagini, o meglio le potremmo rivedere dopo. Dato giallo per Meli, però io i dubbi continuo ad averli, lo chiedo anche a voi che potete da casa a doppio tap, vedete voi se effettivamente è stata corretta la scelta. Infatti la panchina del Palermo, così come i giocatori in campo, sono abbastanza arrabbiati della scelta. Continua a riscaldarsi intanto Natoli, che forse è stato gettato nella mischia un po' freddo, evidentemente, perché è entrato per Lucchese. Colore ma anche Mosca sul pallone. Colore, Mosca se la tiene lì, Colore! Bellissimo il gol, 5-1. Sempre un ottimo schema, nel frattempo mister Gentile prova il tutto per tutto con la Fiura al posto di Morrione per giocare col quinto. Un grande primo tempo per il Palermo, poi il secondo la stanchezza. Tanto dentro Sirone per Granata, dentro anche Sudano in difesa, lo vediamo. Meli, la Fiura, esce questo pallone, Chinnici, la Fiura, Natoli rientra, se pensa anche a una conclusione per un istante, poi ci ripensa nuovamente. La Fiura, Chinnici, Nicchia, cerca la palla subito in mezzo. E va Nicchia a battere, c'è Meli ma anche Natoli, la palla su Natoli, anticipo di Mosca, adesso Sirone, Sudano, Mosca, sempre molto attento, poi la magia di Sirone, che giocata, Meli, da terra prova anche lui, poi la Fiora a contrastare da difensore praticamente, poi Chinnici ci ripensa un attimo a partire, Nicchia, Chinnici, Natoli, bel aggancio, può ripartire il 22, Meli, palla in rimessa laterale, scambiano il pallone i due dell'Under 19, Natoli va dalla Fiura, Chinnici, la Fiura, Chinnici, mancano 7 minuti, 5 al risultato, Meli, poi la Fiura per Meli che cerca una conclusione, poi Natoli per Gennaro con il mister Gentile che
gli dà una pacca in testa. Un ingresso comunque di Natoli. Questo è un giocatore molto interessante per la prima squadra. Qui sbaglia Sirone, Gennaro non è fortunato nel riconquistare la palla. Meli, mezza due, aiuta Meli. Poi Gennaro ancora. Si aggancia un po' con diversi avversari. Nel frattempo Riecco in campo, La Fiura, fuori Morrione, insomma non lo diciamo sempre, ma è questo il cambio, Morrione e La Fiura. Quando si attacca c'è La Fiura, quando si difende c'è Morrione. La Fiura avanza il capitano, Nicchia, c'è dalla Toto Meli, adesso La Fiura, Chinnici, si ferma, Meli, La Fiura, pronto a rientrare anche Lucchese, mi sa. Nicchia, largo c'è Gennaro, la controlla, Gennaro mette dentro questa palla, era bella, poi Nicchia la sporca, prima che Mosca potesse attaccare la porta. La Fiura cercava di caricare la conclusione, poi Sironi si mette davanti, capitano La Fiura. Chinnici col mancino, deviazione, Sudano, anticipa anche Meli, poi ancora il 16, fermato da Chinnici, ma c'è anche Meli, che cambia tutto da Nicchia, la controlla il 17, rientra, sterzata Chinnici, la controlla bene sempre con il mancino, palla sotto la suola, La Fiura, adesso Meli, si allarga Nicchia, La Fiura, c'è largo anche Chinnici, Nicchia, Meli, La Fiura, Chinnici, c'è largo Gennaro, va dall'altra parte, Sudano chiude bene la diagonale proprio su Ale Nicchia, fuori Meli, dentro Lucchese intanto. La Fiura, mancano 5 minuti, vuole cercare di riaprire la partita del Palermo. La Fiura, Chinnici, c'è Lucchese largo, c'è invece più avanti Nicchia, anche Gennaro, lo prende adesso l'ex Rotaro San Giovanni, Battista che mette in mezzo fortissimo, la tocca Castiglione, poi anche un tiro è stato, non un passaggio credo. La Fiura, Chinnici la controlla, vede lo spiraglio per Gennaro che cerca la conclusione, poi Sirone, palo, sfortunatissimo qui Sirone, stava facendo una cosa gigantesca col mancino nel suo piede. Nicchia mette in mezzo Castiglione, questa volta sì, mi sa che forse va verso la porta, e palo ancora, mamma mia, ma credo che io voglio vedere la probabilità di prendere 2 pali consecutivi così. Intanto Cillari per Colore, prendere 2 pali consecutivi in questo modo sfida le leggi della fisica, secondo me. Che sfortuna per l'Agragas. Chinnici, Mosca, Sudano, Sirone con la testa, e qui se avesse preso il palo, insomma, credo che un po' tutto il palazzetto avrebbe riso, chiaramente, per la sfortuna. Sirone merita questo gol, sempre molto pericoloso. Intanto Chinnici, ma lo merita anche il Palermo Futsal Club, che sta giocando una grandissima partita oggi, nonostante il risultato di 5-1. La mentalità è quella corretta, e nel primo tempo la gara è finita 2-1 con un gol arrivato negli ultimi 15 secondi, quindi insomma. Gennaro di prima, Lucchese, Gennaro che giocata a palo, poi Lucchese, Sirone addosso alla Fiura, poi Cillari, insomma qui lo poteva fare il Palermo, avrebbe meritato tanto. È rimessa Palermo, è stata una bella triangolazione quella tra Gennaro e Lucchese. Gennaro prende spazio, Gennaro apertura Lucchese, secondo palo, Sudano chiude benissimo, poi sbaglia il passaggio all'indietro, Cillari contro Chinnici, poi Sirone, questa volta la fa 6-1. Mancano 3-18. Si è scritto al tabellino dei marcatori anche Sirone. Chinnici, un po' sconsolate le facce
dei rosanero. Gennaro, Cillari, Sudano, Mosca, Cillari, Mosca, 1-2, Gennaro non gli sta dietro, Cillari, ancora Cillari, Cillari! Non inquadra la porta. Fuori nicchia dentro Natoli intanto. Poi Chinnici si prende il pallone con la Fiora che rientra in campo per Morrione. Gennaro, la Fiura, Chinnici, apparecchia da capitano la Fiura, Gennaro, gancio non dei migliori, poi forse fa fallo Sirone con la Fiura. E fallo di Gennaro però. Anche quarto fallo Palermo. Mosca cambia tutto dalle parti di Sudano. Poi a lui invece il passaggio Natoli, poteva controllarla. Anche secondo me Mosca oggi migliore in campo, gran partita. Anche Colore chiaramente grande prestazione. Tanto Chinnici dalla porta con Castiglione che l'aggancia. Un po' stanco Gennaro, Mosca cambia lato da Cillari che non la tiene in campo. Poi Lucchese, Chinnici, rientra la Fiura col capitano, la Fiura guarda la porta, ci pensa un attimo, poi mette dentro Natoli, brutta palla però. Sudano, Mosca, lo insegue Natoli, cambia tutto da Cillari, questa volta la palla è precisa. Mosca, poi Sirone si gira benissimo, Sirone ancora magia, Chinnici non abbocca all'ennesima finta, poi Gennaro si autolancia, fa tutto solo Gennaro, va sul destro, si chiude un po' per mettere questa palla dentro, poi ancora Natoli, è miracoloso Castiglione che poi riparte verso la porta, lo insegue Gennaro, non deve fare fallo, Sirone ancora per Castiglione, Chinnici, Castiglione ancora, palla rimane lì, Cillari! E poi la palla non entra. Ancora 54 secondi per un'offesa dentro Mallia. Si va dietro, mancano 50 secondi. Sudano, Castiglione, Sudano, salta Chinnici, potrebbe anche calciare con la punta addosso a Mallia. Poi Cillari, mancano 30 secondi. Mosca, Cillari secondo palo e qui Sudano non la prende bene. Morrione, Mallia, Chinnici, Mallia. Gennaro si gira meravigliosamente. Gran partita comunque di Gennaro quando mancano 17 secondi. E poi mi sa che è finita, sì. Mancano 8 secondi, 6-1 il risultato, ma grande prestazione comunque del Palermo Futsal Club che lascia questo campo di Agrigento una sconfitta con 0 punti, ma credo che la prestazione sia stata veramente positivissima. Continua invece a volare l'Akragas che sempre più verso il primo posto, sempre più verso la Serie B. Noi intanto come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisi è tutto, vi ringrazio nuovamente e alla prossima.